Va ora in onda Potere al Popolo. E lo so, cari amici vicini e lontani, siamo ancora con il sorriso stampato in faccia dopo il trionfo, lasciatemelo dire, visto come si mettevano le cose, il trionfo elettorale in Liguria, attesa per il voto in Emilia-Romagna e Umbria. Già così scrive l'agenzia ANSA. L'Emilia-Romagna scruta l'onda ligure. Scruta l'onda ligure. Il PD coltiva il campo largo e coltiva. L'Umbria guarda alla Liguria per il voto alle regionali. E noi che guardiamo? E noi certamente guardiamo voi ascoltatori che ci seguite dall'Umbria, dall'Emilia Romagna, ma da tutta Italia. Buongiorno rinnovato. Sammy Varin, potere al popolo, certo. Riannodiamo il filo della conversazione. Tra pochissimo aprendo di nuovo le linee allo 0292 94 7222 e tramite WhatsApp quanti ancora da leggere al 340 6709 659. Il filo diretto con Sammy Varin prosegue, ma tra pochissimo c'è la pianista. Ve l'avevo promesso, sì, l'ho promesso a parecchia gente. Ogni mattina alle 8 ascoltiamo sempre nella pausa della rassegna stampa un pezzo di un pianista, una pianista, con l'asterisco. Oggi facciamo un giro con Veronica Rudian.
E uno sta lì a aspettare, dici vediamo se fa ancora ping oppure no, no, si ferma. Ma nella rassegna stampa di Sammy Varino ogni giorno dalle 7:30 alle 9:30, certo, alle 8 del mattino c'è spazio ogni giorno per un pianista, una pianista che ce la suona in maniera diversa da quello che il vociare di Sammy Varin fa in rassegna stampa. Tra le pianiste e i pianisti che facciamo ascoltare alle 8 del mattino ogni giorno c'è proprio lei, Veronica Rudian, che abbiamo con noi. Buongiorno Veronica. Ciao Sammy, ci siamo di nuovo. Eh sì, è un piacerone, è tornata. Veronica Rudian è tornata con Autoritratto e chi ci sta guardando in televisione sul canale 252 o sui social la può anche vedere, la Veronica Rudian, pianista gattofila di Bordighera. Ti seguiamo ormai da anni seguiamo la tua musica, ma finalmente devo dire, in questo pezzo Autoritratto, oltre che ascoltarti, ti si vede pure! Finalmente, sì. Comunque volevo dirti che è sempre un piacere ogni volta fare una chiacchierata con te. Grazie, sei gentile, però sei anche timida. Perché fino adesso non ti mostravi se non, attenzione, dobbiamo dirlo, nei concerti che sono sempre di più, che fai in Italia e non soltanto in Italia, ma mancava proprio la tua presenza in qualche video musicale, eccetera. Adesso hai fatto un passo in avanti. Eh sì, ogni tanto ci vuole cambiare un pochino, perché di solito i videoclip parlano comunque della musica che scrivo, quindi come nell'album precedente che parlava dell'ambiente, i video magari erano più rivolti verso l'ambiente, verso la natura. Questa volta invece Autoritratto, visto che parla di me, ho detto beh, facciamo un cambiamento, mostriamoci anche in video. Assolutamente sì, signori, anche perché anche l'occhio vuole la sua parte. Infatti, guardiamo le visualizzazioni, stanno arrivando a dei numeri molto importanti. Veronica Rudiana, Autoritratto. Qui si fondono sonorità celtiche e rock. Che cosa stai mettendo nella tua musica? Come sta cambiando? O forse non è mai cambiata, perché nell'album scorso che hai fatto praticamente c'era già un certo movimento e iniziavi già a capire, e iniziavamo noi a capire che pianista sei e dove ci volevi portare. Che cosa racconta la tua musica? Che cosa pensi quando prendi penna e pentagramma e produci? Beh, in realtà sono una ragazza che ascolta musica proprio a 360 e mi piace sperimentare. Ovviamente ascolto tanto il pop, o il rock, o il punk, vado molto anche su quella linea lì di ascolto. Però proprio perché mi piace sperimentare, andando a ispirazione dei momenti, mi piace nella mia musica ricreare un mix di tanti stili e mi trovo sempre dentro perché comunque in ogni brano c'è sempre una piccola parte di me. E anche di noi, perché stanno già arrivando i complimenti al 340 6709 659. Sì, e ti devo anche proporre alla conduttrice. Noi il sabato abbiamo una trasmissione che si chiama L'angolo della musica classica e mi sa che ancora non ti ha intervistato. Oretta Pierotti c'è, non ci hai ancora parlato con Oretta? No, no, non ho ancora avuto il piacere di conoscerla. Assolutamente, devo inoltrare col tuo permesso il tuo contatto, perché Oretta Pirotticei è una professionista che se ne intende molto più del sottoscritto, che invece è divulgativo. Io cerco di trasmettere anche cose fuori dall'ordinario, no? Cercarle di trasmettere al grande pubblico. La musica cosiddetta di nicchia deve arrivare di più al grande pubblico e soprattutto in questo caso la tua musica, anche perché la Veronica Rudian non fa musica difficile, è proprio un approccio secondo me semplice, il tuo, che avvicina il grande pubblico a quella che è una musica che poi deve crescere dentro di noi.
può essere musica classica, può essere jazz, e si inizia magari a uscire di casa e andare a un concerto. E la Veronica comincia a farne di concerti. E quali sono quelli che ti sono rimasti più impressi negli ultimi mesi? E attenzione, specifico, non soltanto in Italia. È vero, Veronica? Sì, beh, uno degli ultimi concerti è stato a Salisburgo quest'inverno. Però ogni concerto per me è sempre un'emozione, quindi è sempre una cosa unica. Quindi non ho concerti preferiti in realtà, perché ogni volta è sempre bello, è sempre emozionante potersi rivolgere al pubblico, cercare di trasmettere quello che sia dentro, le proprie emozioni e vedere il pubblico che le fa loro. Bello, bello. Quindi per me è sempre emozionante uguale. È il bello proprio della musica, farla un po' anche nostra, ognuno la interpreta in maniera differente, tu la trasmetti inizialmente, ma poi ognuno la sente in maniera differente. E Bordighera, come ti accoglie ogni volta? Sei molto conosciuta anche perché hai fatto anche tanti appuntamenti benefici, facendo del bene al prossimo, è vero, Veronica? Sì, è sempre comunque bello per me poter donare al prossimo. Ovviamente con la musica, visto che è un linguaggio universale, si riesce a trasmettere positività, a trasmettere anche gioia, soprattutto quando ci sono degli eventi appunto benefici che sono comunque di persone o anche animali che ne hanno bisogno, visto che faccio anche volontariato. E Abbiamo anche... diciamolo che Sì. sei appunto una gattofila di quelle toste. Qual è il tuo contatto? C'è il gattile più vicino dove vai spesso? Dove si trova? A 20 miglia, a 5 minuti. È proprio Signori, vicino vicino. signori, se mi sentite dalla zona, è il gattile frequentato dalla Veronica Rudian, quello di Ventimiglia. Salutatemi tutti i gatti di Ventimiglia. Veronica, cosa bolle in pentola dopo questo pezzo autoritratto che segue un album bellissimo che stiamo ritrasmettendo per l'ennesima volta, visto che mi hanno spostato la mattina la rassegna stampa, sono in onda dalle 7:30 alle 9:30, ogni giorno, dicevo, alle 8 io trasmetto sempre un pezzo da pianoforte e sto rispolverando tutti i tuoi brani proprio per farti conoscere anche a pubblico del mattino. Cosa bolle in pentola? Si avvicinano lentamente, ma si avvicinano le feste e qualcosa mi fa pensare che quando metti giù la cornetta magari vai a comporre qualche novità. Quello sempre tante idee, tante ispirazioni, fortunatamente devo sempre buttare giù, sempre. Ovviamente l'album precedente parlava della natura, dell'ambiente, invece questo nuovo album sarà un po' diverso. È un po' più particolare perché parlerà di me, di tutti i miei lati caratteriali e quello che vorrei trasmettere con questo nuovo album alle persone che lo ascolteranno, a parte tutto quello che potrei avere io dentro, no? Però anche i loro sentimenti, quindi fare loro di questa musica i loro sentimenti come autoritratto. Anche autoritratto parla di un lato di me, come Farfalle parla di un altro lato di me, quindi l'album sarà suddiviso così in tante varie parti. Insomma, avete capito che qui stiamo scoprendo pian piano il carattere di Veronica Rudian, che poi sono certo è anche un po' il vostro carattere, perché chiudendo gli occhi, ascoltando la sua musica, si sogna parecchio e riaprendoli ci si risente meglio. Veronica Rudian la trovate su tutti gli store digitali, anche su YouTube, e il consiglio che vi posso dare è proprio di scaricarvi la sua produzione e magari di ascoltarvela mentre siete in coda in automobile, perché rilassa molto ma non fa addormentare, assolutamente no. Veronica, ti aspettiamo certamente con la tua prossima produzione, ma sappi che gli ascoltatori di Radio Libertà ti vogliono bene e ti ascoltano con molta devozione.
Grazie, e vi saluto tutti quanti, è sempre un piacere ogni volta. Grazie Veronica. Naturalmente quando sei a Milano, tranquilla per qualche ora, le porte sono aperte, ci beviamo un caffè padano, ok? Assolutamente, sarà il modo per conoscersi poi di persona. Volentieri. Ciao Veronica, buona musica. Grazie. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Quanti complimenti ragazzi, quanti complimenti, lo so, quando ci sono le pianiste arrivano i complimenti, no, anche per me, senti qua, il vociare da Sammy Varin è importantissimo, fondamentale, ne abbiamo bisogno di molti altri simili, sei il motore della radio, oh grazie, ma neanche mia moglie mi fa questi complimenti, grazie, allora il motore, uno dei motorino di Radio Libertà, quello che vi accende almeno la mattina, poi vi lascio in buona compagnia dei colleghi più tardi, segue gli appuntamenti targati Lega, ma segue anche le vostre voci, per cui abbiamo tempo fino alle 11:30, bada ben, per sentire i vostri pensieri, qualunque essi siano. Quando dico così c'è sempre un rischio, perché la nostra, essendo l'ultima delle radio libere, ci chiamiamo Radio Libertà, non ha filtro né censura. Cosa vuol dire? Che io quando dico da adesso in poi potete chiamare, e lo potete fare, 029294 7222, mi arrogo certamente la cosa positiva di sentire le vostre voci, ma rischio perché si va in diretta e tu non sai chi ci sarà in diretta e che cosa dirai su quale argomento, per cui il rischio c'è, ma a noi piace, è una cosa che da sempre facciamo fin dai tempi di Radio Padania Libera, per cui anche voi nuovi ascoltatori che volete commentare le notizie del giorno, chiamate 0292947222 o come di consueto inviate un WhatsApp al 340 6709 659. Ecco, dopo tutto questo ottimismo che abbiamo avuto perché abbiamo vinto in Liguria, e ci sono delle belle sensazioni anche per l'Umbria e per l'Emilia Romagna, il 17 e 18 novembre si vota. Sammy, io vedo troppo pessimismo per le elezioni in Emilia Romagna, perché già nella scorsa tornata la Borgonzoni, nonostante le remate contro di parte del centrodestra, andò vicino a raggiungere Bonaccini. Crediamoci, ma è vero. Ma è vero, assolutamente sì. Chiaro che questo nuovo personaggio che si candida con il centrodestra è una civica, e quindi c'è il pro e c'è il contro. Secondo me potrebbe essere soprattutto pro il fatto che non sia una politica di professione, ma soprattutto che davvero possa rispondere ai problemi della gente in Emilia Romagna. Adesso i problemi sappiamo quali sono, con tutte le inondazioni che ci sono state. Grande senatore Borghi, uno dei più bei borghi d'Italia, è vero, lo ricordiamo, è con noi ogni martedì alle 9:40, lo avete sentito questa mattina, lo potete riascoltare in replica questa sera, Claudio Borghi Aquilini con la sua trasmissione Scuola di Magia. Ma a proposito, se questo cosa scrive? Caro Sammy, questo governo, sentilo qua, cosa aspetta a far pagare le tasse su tutti gli immobili della Chiesa? Eccoli, mangiapreti. Ma avete ragione, è che se cominciamo a litigare con questi ragazzi, sono dei rompiballe quelli della Chiesa, lo so. Sammy, oggi con la vittoria di Bucci sono felicissimo, giornata stupenda, le truppe cammellate e appiedate del PD a Genova sono state sconfitte e sparpagliate, e quel moscerino di Orlando si è volatilizzato. Un po' ci spiace per sto Orlando, che faccia sempre la faccia triste, un po' la Gentiloni, sono fatti tutti con lo stampino questi del PD. Viva il centrodestra, ci scrive Gino. E poi, solito Novax che mi scrive, ci rendiamo conto che l'eurodeputato Berlato ha organizzato delle serate in diversi teatri veneti, Teatro Comunale di Vicenza, Teatro Cittadino del Bassano del Grappa, per svelare l'inganno del Covid-19 e di tutti i vaccini non vaccini, ma sieri, sperimentali, letali, e tranquilli. E io sono piuttosto preoccupato che ultimamente La Verità, il quotidiano La Verità,
non parla quasi più dei vaccini, della commissione d'inchiesta. Per fortuna abbiamo proprio lui, l'abbiamo sentito prima, Claudio Borghi Aquilini, che è sempre uno, direi, tosto su questo fronte, ed è lui l'unico probabilmente in questo momento parlamentare che porta avanti con attenzione il problema. Bella anche questa locandina: Bucci presidente, la sinistra perde anche con la magistratura dalla sua parte. Vabbè. Vi leggo qualche appuntamento da non scordare? Assolutamente sì. Targato Lega, of course, ma soprattutto, visto che si avvicinano le feste, 1° novembre, saremo tutti a riposare. Mi lasciate dormire qualche ora in più il 1° novembre? Vedremo, non si sa. Fatemi ricordare un appuntamento e fammelo vedere, fammelo sognare, questo della Soca Fest. Guarda, non lo guarda, ci devi andare alla Soca Fest, caro mio regista. Perché? Perché la festa della soca, che uno pensa capito, pensi subito strano, la zucca, la soca è in bergamasco. Soca Fest, anche quest'anno si festeggia la zucca, e tante zucche che vanno festeggiate a Palazzago, in provincia di Bergamo. Siamo a 2 passi dal Sacro Pratone di Pontida, e il bello di questo festone è che dura parecchi giorni, da mercoledì 30 ottobre, da domani, a domenica 3 novembre. Quindi non è che avete scuse, oggi casino, lavoro, no, anche il 1° novembre aperto anche a pranzo. Domenica 3 novembre a pranzo. Che cosa c'è qua dentro? Casoncelli, gnocchi, tortelli alla zucca, trofi al ragù dello chef, vellutata di zucca, grigliate di carne, arrosticini alla griglia, l'asino in umido sono io, polenta taragna, formaggio alla piastra, zucca al forno. Cacchio, la zucca al forno, sai che non mi ricordo di averla mai provata? Possibile. Fave dei morti e molto altro. All'interno di questa festa della Lega, da domani, mercoledì 30 ottobre, a domenica 3 novembre, ad Area Feste, via Annunciata, Palazzago, provincia di Bergamo, c'è anche il festone della Lega Bergamasca. 40 anni di grande amore, si festeggia domenica 3. Ok? Chiaro che dovete contattare la sezione della Lega a voi più vicina, nella zona di Bergamo, e ne saprete di più, perché l'evento è veramente carino. Mercoledì 30 ottobre, poi domani, c'è un dibattito con Luca Toccalini e Massimiliano Romeo, proprio per questi 40 anni di grande amore, la festa della Lega Bergamasca tra passato, presente e futuro. Una bella idea partecipare a questo evento. Se siete di Bergamo, si festeggia, soprattutto si festeggiano voi militanti e voi simpatizzanti, che siete famosi in tutta Italia, perché tante feste come quelle che combina la provincia di Bergamo, la città di Bergamo e tutte le valli ogni anno, penso che non le faccia nessuno, altro che festa dell'unità. Quindi c'è davvero da festeggiare un amore verso la Lega e verso il territorio di tutta la Lega, di tutte le sezioni della Lega della Bergamasca. La cena del 40° alle 19:30 di mercoledì 30 ottobre si compone sempre di cose che la pancetta bergamasca su polenta, i casoncelli e i gnocchetti alla zucca, l'asino con polenta e la salsiccia alla panna, patatine fritte e zucca al forno, assaggio di dolci, vino e acqua, tutta sta roba 25 €. E uno dice: cavolo, ma quando? Domani, mercoledì 30 ottobre, alla festa della Lega di Palazzago, in provincia di Bergamo. È da approfittare, direi, perché ci sono anche sti prezzi, e dove cavolo li vai a beccare? Non li becchi da nessuna parte.
Oh, gli stati generali e sanità Lega, segnate giù questo appuntamento, è venerdì 22 novembre, c'è tempo, ma è una notizia appena uscita, a Palazzo Pirelli, ore 10, gli stati generali sanità Lega, con la presenza del segretario federale Matteo Salvini e i ministri della Lega. Venerdì 22 novembre, Milano, Palazzo Pirelli. Segnatelo giù e soprattutto prenotatevi, perché in questi casi bisogna davvero prenotare il posto. La cassola per l'autonomia, anche qua signori, è chiaro che chi ci tiene alle cose buone da mangiare, chi ci tiene all'autonomia, ci hanno fatto un paiolo tanto tutta l'estate con le pastasciutte antifasciste. Finalmente la cassola per l'autonomia. La Lega sezione di Merate, siamo in Brianza, 14 novembre, a cena alla trattoria La Cava di Cernusco Lombardone Lecco. Iscrizioni fino al 10 novembre. Datevi da fare una cassola per l'autonomia, ragazzi, ma tutti i giorni. Ma è chiaro, tutti i giorni io faccio la cassola per l'autonomia. Mi devo fermare? Mi sto per fermare. Ancora un attimino, ancora, ma certamente, perché bisogna ricordare anche queste locandine che stanno girando. Milano senza casa, colpa del razzismo. Gli immigrati occupano la Scarioni, storica piscina milanese. È una lotta per l'emancipazione. E vai, occupiamo. Dossieraggi, spionaggio e vari tentativi di delegittimazione non ci fanno paura. Andiamo avanti per l'Italia. E poi altra frase storica di Matteo Salvini, chiaramente razzista, ma in senso buono: pakistano stupra 14enne, Salvini attacca, dobbiamo tenerci pure questo qui? E chiaramente verrà incolpato di gravissimo razzismo. E poi Papa Francesco, lo abbiamo ripreso quest'oggi sui quotidiani, con la sua Italia, la sua idea d'Italia, un'Italia che ha bisogno dei migranti e deve accoglierli, accompagnarli, promuoverli e integrarli. Questo il virgolettato di Papa Francesco oggi sui quotidiani, e io ho aggiunto anche, forse dovremmo anche riuscire a educarli. E quelli che non riusciamo ad educare, che ne facciamo? 3 punti di domanda. Fermiamoci e magari lo chiediamo al prossimo ospite. Tra pochissimo ci colleghiamo con la Val d'Aosta e avremo il consigliere regionale della Lega, Simone Perron. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Let's go to disco, ragazzi, questa è roba buona. È chiaro, noi passiamo da un estremo all'altro, prima il pianoforte, adesso la disco music con Adika, scritto con la K, Adika Pongo. Questo pezzo Let's go to disco è cantato con un certo Leroy Gomez, qualcuno lo conosce? Don't let me be misunderstood, tantaradaradarada. Mamma mia, ragazzi. Venerdì primo saranno al Liquid di Roma, ma anche il 31 suonano per Halloween. Cercateli sugli store digitali e su YouTube, ci sono dei bei video. Adika Pongo fanno ballare con i successi anni 70-80, ma anche con roba originale come questo Let's Go to Disco. Siamo alle 11:34, il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin, potere al popolo in questa ultima ora e potere al territorio, e infatti andiamo in Valle d'Aosta. Va ora in onda Focus Valle d'Aosta. Ed è con grande piacere che torniamo a collegarci con i consiglieri regionali della Lega in Valle d'Aosta. Bentornato a Simone Perron, ciao! Ciao Sammy, ciao a tutti voi, oggi con lo sfondo a tema, così potete vedere le nostre montagne. Splendide, splendide davvero, ragazzi. Valle d'Aosta in primo piano, e chiaramente con tutti voi amici, se avete da fare qualche domanda, se volete commentare con noi l'attualità, 0292 94 7222 340 6709 659. Devo dirti, Simone, oggi siamo tutti ancora entusiasti della vittoria del centrodestra in Liguria, ma il sorriso è stato purtroppo placato dalla brutta notizia della morte di Matilde Lorenzi, giovanissima promessa dello sci, soltanto 19 anni. Ieri era impegnata con gli allenatori della nazionale. Fatale, una sbandata ad alta velocità, e questa mattina purtroppo ci ha lasciato. La cultura dello sci, in questo caso l'incidente è avvenuto in Val Senalis, ma da voi in Valle d'Aosta penso che sia un qualche cosa che vi sentite dentro fin da bambini. Si impara a sciare come al mare si impara a nuotare, è vero Simone? Sì, guarda Sammy, poi io personalmente, a dirti la verità, avevo sciato abbastanza poco, però quando mi stavo laureando mi sono fatto una bella gavetta di 3 anni al soccorso sulle piste a Plateau Rosat, quindi a 3500 metri, e quindi non ho fatto il servizio militare perché rimandavo per studio, poi non l'ho fatto, ma posso dire che lì ho imparato anche cos'è la montagna, la durezza del clima di montagna, il sacrificio. Siamo un mondo a parte bellissimo, che però vede un territorio particolare con esigenze particolari, e quindi chi abita qua, chiaro, ha una visione del mondo anche diversa da chi abita da altre parti, come ad esempio la pianura. È vero, è tutta un'altra vita in montagna, e naturalmente approfittiamo per salutare tutti gli amici che ci seguono dalle varie parti d'Italia, imboscati nei posti più particolari, dove guarda caso si sente Radio Libertà. Senti, a proposito del rapporto con la montagna, subito qualcuno mi chiede del Monte Bianco, il traforo del Monte Bianco. Io ho letto che resterà chiuso fino a metà dicembre, e ci sono stati disagi per l'autotrasporto perché è un collegamento importantissimo internazionale, e chiaramente essendo chiuso bisogna fare un altro giro, immagino. Sì, esatto, Sammy, il traforo è soggetto a lavori di risanamento della volta per 15 settimane, quindi servirà fino a metà dicembre. Chiaramente è una problematica grossa, tanto che, così ti aggiorno anche sulla situazione, quanto è successo in Consiglio, dalla nostra parte abbiamo portato più volte il tema della doppia canna del traforo, perché ha una canna sola, e chiaramente già ci furono nel 99 un tragico incidente che vide poi per 3 anni la chiusura del traforo, con ingenti danni economici alla nostra valle. Quindi nel futuro un impegno
assoluto per fare questa seconda canna. Solo che questo governo autonomista che si appoggia alla sinistra e anche all'estrema sinistra non vota una palese presa di posizione su questo tema, perché abbiamo scoperto che, ad esempio, uno del governo era, quei giorni stessi in cui si parlava della doppia canna, lui era alla manifestazione dei Friday for Future, dove avevano i cartelli con scritto no alla doppia canna, oppure altri cartelli simpatici del tipo bruciamo i fascisti, non le foreste. Ora, i fascisti sono finiti 70 anni fa, però visto che hanno il vizio di dare dei fascisti a tutti, chiaramente questo non è molto bello, no? Però qualcuno può dire tutto come al solito e può fare tutto. Quindi ecco, questo tema per noi è fondamentale, l'abbiamo portato in consiglio, volevamo una presa di posizione consigliare, ma questa maggioranza che deve guardare a qualcuno che fa ancora la politica alla centro sociale non ha potuto prendere un impegno diretto. E a proposito di politica di centro sociale, mi segnalano, visto anche sui vostri social, quello che è successo nelle scorse settimane ad Aosta. C'erano praticamente tutti, o quasi, i politici valdostani e i gruppi di interesse in sfilata, dove al Gay Pride di Aosta, signori, sembra incredibile, ma anche ad Aosta il Gay Pride ha sfilato. È una moda? Io non lo so, so che occupandomi in questo periodo di rassegna stampa leggo cose pazzesche. La pubertà si può fermare tranquillamente con la pillolina in un ospedale di Careggi, in quella di Firenze, una pillolina e spesso anche senza il supporto dello psicologo, quindi con una facilità incredibile. Tutti hanno sfilato dietro al Gay Pride, quasi tutti, anche in Val d'Aosta, quindi è una moda, ma io dico qualcosa di più, è un business, ancora adesso è un business, poi noi arriviamo tardi in America, per fortuna sembra che questa cosa si stia ridimensionando, da noi adesso è un momento clou, bisogna cambiare sesso, è di moda essere un po' uomini, un po' donne, dipende dai momenti, e se non sei d'accordo sei omofobo o naturalmente anche un po' fascista. Simone Perron. Guarda, Semi, su questo noi, la Lega Val d'Aosta ha fatto una battaglia proprio al comune, perché qual è il problema? Sono stati dati dei soldi pubblici, 10.000 euro ogni anno, questo terzo, quando è una manifestazione apertamente politica, cioè loro lo dicono, noi siamo l'unico argine al governo che c'è contro i fascisti, noi facciamo politica. Ecco, allora nel comune di Aosta c'è proprio nel regolamento, mi pare, che non si danno soldi per attività che siano politiche, giustamente, come è giusto che sia. Quindi noi non siamo assolutamente contro nessuno, siamo contro la politicizzazione di quel movimento che fa politica con altri mezzi, con i soldi di tutti i cittadini. Quindi è una vergogna, ma noi come Lega, come ben sai, non molliamo da nessuna parte. A livello nazionale benissimo la presa di posizione della Lega sulla questione delle scuole, perché questi signori vogliono entrare nelle scuole, vogliono fare il lavaggio del cervello ai nostri ragazzi per destabilizzarli completamente. Noi non glielo permettiamo e speriamo che questa moda venga a sgonfiarsi, ma se si sgonfierà sarà grazie a quelli come noi che ci hanno messo la faccia, non come quelli che per paura di toccare certe lobby, perché quella LGBTQ oggi è una lobby molto potente, hanno fatto finta di niente, oppure votavano contro, poi ti vengono a dire sì, ma avete ragione voi. No ragazzi, noi ci abbiamo messo la faccia, siamo un argine contro questa follia e lo rivendichiamo. E mi raccomando, anche voi genitori, voi nonni, so che siete in tanti ad ascoltarci qui su Radio Libertà e cerchiamo di parlare un po' di più con i nostri figli e con i nostri nipoti. So che non è semplice, ne so qualcosa anche io, avendo due gemelli di quasi 14 anni, non dobbiamo assolutamente far salire questo muro e dobbiamo ogni giorno avere un colloquio, seppur parziale certamente, con i nostri figli per capire quelle che sono le loro problematiche o almeno avvicinarci a loro, non lasciarli nel loro mondo, perché poi non sappiamo quello che fanno, quello che pensano. A proposito
di sapere, non posso non chiedere un parere anche a te sulla questione dossieraggi. La Lega ha questo primato un po' pericoloso di partito più dossierato e adesso il bubbone è scoppiato anche un po' dappertutto. Abbiamo visto la facilità con cui si potevano chiedere dei dossier anche con 1.000 euro o anche semplicemente facendogli il vestito nuovo al poliziotto, super poliziotto che tutti abbiamo osannato. Mamma mia, non farmici pensare. Che pensiero ti stai facendo su questa questione dei dossieraggi? Come andrà a finire? Soprattutto, secondo te riusciremo a sapere qualcosa di più? Perché al momento non abbiamo capito ancora a cosa servivano questi dossieraggi. Sì, per le questioni d'eredità, eccetera, ma anche per questioni molto più forti. Addirittura c'è in ballo la sicurezza nazionale, hanno detto ieri. A te. Diciamo che purtroppo non c'è nulla di nuovo sotto il sole, poi noi della Lega lo sappiamo, ricordiamo il caso Savoini montato su poi dall'Espresso, era 2018 mi pare, 2018-19, il caso Metropol, con l'apertura dell'inchiesta della Procura di Milano che si è poi risolta in un nulla di fatto. Salvini non è mai stato indagato, però chiaramente eravamo attenzionati da tutti e sui giornali purtroppo si va e ti danno già per colpevoli. È chiaro che qua siamo di nuovo nel far politica con mezzi diciamo molto poco trasparenti e hanno come bersaglio un governo e delle forze di governo che rappresentano un pericolo, quindi questo in qualche modo ci deve fare anche riflettere in positivo, cioè se ci attaccano è perché andiamo a toccare punti che sono importanti e che non vogliono che vengano toccati. Quindi questo sarà di nuovo un serbatoio di informazioni di questa piattaforma, dati di Monde, dicevano vendiamola alla Lega, perché di modo che si faccia battaglia politica con questi mezzi che sono veramente di un bassissimo livello, ricattatori, insomma, del peggior tipo, e quindi l'obiettivo sappiamo è colpirci, lo sappiamo perché facciamo paura, quindi andrà a finire non lo so. Viene anche il dubbio, e lo leggevo anche oggi sulla stampa, che ci siano infiltrazioni di stati esteri, in qualche modo servizi segreti esteri, perché sappiamo benissimo che chiunque di noi può essere in qualche modo ricattato. L'ultima cosa che mi viene da dire è che leggevo che veniva utilizzata anche l'intelligenza artificiale. Ecco, questo è un tema enorme perché, attenzione, noi finiremo in un mondo dove questa intelligenza artificiale darà degli strumenti incredibili e saremo tutti controllati al millimetro. Quindi ecco il mondo in cui ci stiamo inserendo, è una forza come la nostra che difende diciamo la tradizione, difende un sacco di interessi proprio del popolo vero e proprio. È chiaro che sarà sempre più nel mirino e dovremo stare sempre più attenti a questo tipo di battaglie che ci vengono fatte contro. Quindi mi raccomando, walk, ragazzi, lo so che il termine non è bello, ma walk significa anche tenere su le antenne su queste argomentazioni, non ultima l'intelligenza artificiale, ragazzi. Sono preoccupato su questo fronte. Ci salutiamo certamente non prima di aver ricordato, e qui tiro l'acqua al mio mulino, che Simone Perron, consigliere regionale della Lega in Val d'Aosta, è anche un conosciuto cantautore nel territorio valdostano. E quindi Simone, mi devi dire che cosa bolle in pentola. So che sei al lavoro per dei nuovi pezzi. Cosa stai producendo? Simone Perron, Leon in arte. Allora, sì, grazie per, come si dice, l'endorsement anche artistico, molto volentieri. Sto lavorando su dei nuovi pezzi, probabilmente uscirò con un mini CD, probabilmente c'è la possibilità di registrare quantomeno la voce o dei contatti in Inghilterra, agli Abbey Road addirittura. Vediamo, sarebbe un qualcosa di prestigioso e vediamo. Comunque non mancherò di darti tutte le informazioni che mi chiederai a te e agli amici che ti seguono. Quindi grazie, vi aggiornerò su tutto.
Assolutamente sì, e intanto cercatelo Simone Perron Leon, perché su YouTube ci sono belle produzioni. Simone, come sempre è stato un piacere, felice di averti ritrovato. Appuntamento la prossima settimana con il Consiglio regionale della Lega, consiglieri regionali della Lega in Valle d'Aosta. Buon lavoro. Grazie Sammy, piacere per noi. Ciao. Alla prossima, e noi abbiamo ancora una manciata di minuti insieme, per cui io riapro volentieri le linee allo 0292947222, ma faccio anche un girettino sul tempo ricordandovi la corsa alla Casa Bianca, ragazzi. Trump e Melania infiammano New York per il rush finale, successo per il rally al Madison Square Garden, sul palco anche Musk con Hulk Hogan e Tucker Carlson, ma soprattutto ragazzi cominciamo a pensarci seriamente e sappiamo insomma che siamo arrivati ormai a pochi giorni dalle elezioni americane, avranno ripercussioni importanti anche qui in Italia. Ricordiamo che il 17 e 18 di novembre si vota da noi in importanti realtà come l'Emilia Romagna. Tu dici che se vince la destra negli Stati Uniti vince anche in Emilia Romagna? No, però diciamo che un trainetino io ce lo farei. Fammi prendere una telefonata. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Sammy. Gianni. È stato importantissimo ieri l'auto da fè che ha fatto Giulio Cainarca col grandissimo Giacomo Chiapori, che è un militante storico della Lega, e mi ha fatto un piacere sentire delle conversazioni che parlano di cose concrete e reali. Io mi auguro che all'interno, diciamo così, della Lega lì in Liguria e soprattutto a livello, diciamo, dirigenziale, si prenda spunto da delle soluzioni e dalle proposte importantissime che sono state fatte, da farle riascoltare. Chiedelo un po' lì al direttore adesso, questo responsabile qui, che io comunque il direttore per me è sempre Giulio Cainarca, ma a Sallusti di farlo riproporre, perché sono conversazioni importantissime, perché se noi non abbandoniamo i nostri valori non andiamo troppo avanti, perché visto ieri che purtroppo ci sono stati pochi che sono andati a votare e fortunatamente si è vinto per 8.000 voti, perché Bucci è una persona veramente valida e soprattutto coadiuvato da un Rixi che è veramente valido. Io non ho capito la questione lì che c'era, la Mestizia Moratti, la mamma di Batman, che non c'entra niente con la Liguria. Cosa ci faceva lì quando hanno fatto il comizio, diciamo così, di congratulazioni per la vincita di Burci? Adesso poi bisogna fare i fatti. Grazie caro, grazie. Su questo sì, assolutamente è il caso di dire non ci piove, per fortuna, bisogna fare i fatti, ed è proprio quello che attendono i pochi cittadini della Liguria che hanno avuto il coraggio e la voglia di andare a votare. Francesco Bei, a proposito di elezioni in Liguria, commenta su Repubblica, pagina 33, un regalo alla destra. E io questa mattina mi sono divertito un po' a girare su questi giornali sinistroidi, che davvero si vede la rabbia, che tu compri Repubblica e la senti proprio bagnata di rabbia. Se Genova un po' una replica del mondo, una specie di modellino ristretto, come diceva il poeta Sanguineti, la Liguria si è dimostrata un modellino ristretto del solito centro-sinistra, con la sua rissosità, le sue liti, le indecisioni, gli avanti e indietro, le polemiche inutili, scrive Francesco Bei. Tutto si è visto in una elezione che sulla carta sarebbe dovuta essere senza storia, un gol a porta vuota, come si diceva nel campo progressista, sognando il giorno della riscossa. Del resto, cos'altro doveva fare la destra per perdere? Con il presidente della regione agli arresti domiciliari per mesi, le influenze della mafia sugli affari cittadini, le accuse di voto di scambio, i finanziamenti illeciti, la corruzione.
Invece, la vittoria di Marco Bucci, seppure per una manciata di voti offuscata da un'astensione record del 54%, si abbatte sul centro-sinistra con la forza di verdetto inaspettato e garantisce una boccata d'ossigeno alla coalizione di governo. Una beffa, considerando oltretutto che il PD ha ottenuto un record di più del 28%, ovvero 6-7 punti sopra i sondaggi nazionali. Nella notte ligure alcuni dati illuminano la scena. Il primo è la forza del candidato del centrodestra, che ha saputo allontanarsi con scaltrezza dall'ingombrante presenza dell'ex presidente Toti. Bucci per gli elettori è ancora l'uomo del ponte, l'uomo del fare, in una regione dove si parla da decenni di infrastrutture senza mai realizzarle. Il paradosso è che Bucci perde proprio a Genova, nella città che ha amministrato per quasi 2 mandati, segno che i suoi concittadini non sono altrettanto entusiasti del governo comunale. Almeno così la pensa l'editorialista di Repubblica. Il successo di Bucci è poi la vittoria personale di Giorgia Meloni, che lo ha imposto contro altre candidature di partito, accogliendo il suggerimento di una vecchia volpe come Claudio Scajola. Meloni tuttavia ha poco da festeggiare, visto che la lista di Fratelli d'Italia sprofonda sotto il 15%, lasciando sul campo 10 punti rispetto alle politiche e 12 in confronto alle europee. Voti che sono andati a rafforzare il centro della coalizione, dalle 2 civiche di Bucci a Forza Italia. È il segno che il voto a Fratelli d'Italia, scrive Francesco Bei, è mobile. L'elettore resta nel centrodestra, ma non è patriota per forza se l'offerta non lo convince. A differenza del PD, dico io, dove lì si va a votare anche se ti allagano la cucina ogni 6 mesi. Naturalmente la lezione più forte e più amara è nel campo del centro-sinistra, che si è visto sfuggire per 8.000 voti un risultato che pensava già in cassaforte. Una doccia fredda su cui da ieri sera è partito il rosario delle accuse reciproche. Se Italia Viva fosse stata in coalizione, quegli 8.000 voti sarebbero andati a Orlando anziché a Bucci? La domanda è legittima, la risposta probabilmente è positiva, ma forse il danno più grande che i 5 Stelle hanno prodotto è stato quello di dare l'idea di una coalizione rissosa, concentrata sulle proprie beghe interne, non sui problemi delle persone in carne e ossa, incistata su un quesito del paleolitico, Renzi sì, Renzi no, in una regione in cui Italia Viva ha comunque preso alle europee quasi il triplo dei voti che hanno fatto perdere ieri Orlando. È una crisi di credibilità quella che ha colpito il campo largo, nonostante il cammino importante che è stato compiuto e che ha portato a ridurre a 1,3 punti la differenza con un avversario che alle scorse regionali, Toti contro Sansa, aveva vinto con un distacco di 17%. Il problema allora non è soltanto il partito di Conte precipitato sotto il 5%, effettivamente, come si augurava alla vigilia, il fondatore Beppe Grillo evaporato. Il tema sul tavolo è quello dell'assetto della coalizione, che se vuole essere competitiva non può essere ogni volta à la carte. Non si può aprire a ogni elezione il mercato del tu sì, tu no, regalando al centrodestra un vantaggio competitivo enorme. Il campo progressista deve avere l'ambizione di darsi un perimetro stabile, pena la condanna alla sconfitta ripetuta. Se la Liguria è la terra del mugugno, come scrive lo spezzino Dario Vergassola, e può essere particolarmente esigente e severa con chi litiga, sarebbe meglio non sfidare sullo stesso terreno gli elettori delle altre regioni. E la sa lunga in questo caso Francesco Bei quest'oggi su Repubblica, scrivendo elezioni in Liguria, un regalo alla destra, e vedremo se fare un altro regalino magari all'Umbria il 17-18 novembre e perché no anche all'Emilia Romagna. Un saluto da Sammy Varin, grazie per il gentile ascolto, io torno domattina ore 7:30.